Viene scelta la linea giovane, potremmo chiamarla, ossia ricezione per Monza con Rors, subito chiamato in causa Frascio che attacca il muro di Padova, smorza Todorovic, apre per Stefani, anche in questo caso il muro tocca, Frascio appoggia, Zimmerman gioca allora per Rors che con un money out porta a casa l'attacco di Zimmerman. Proprio Frascio dai 9 metri, buona la battuta, buonissima ricezione di Diez, palla di Todorovic sul posto 4 con Gardini che gioca un'ottima diagonale, anticipando il colpo per evitare il raddoppio di 24-16. Zimmerman in battuta per il set point, il primo set point di Monza, batte forte, colpisce Orioli dalla seconda posto 2, Held viene fermato, la sostituzione con Held non ha dato i risultati sperati per Cutini che deve ricostruire la partita e la squadra. Noi ci prendiamo una piccola pausa, cominciamo subito con la battuta Gianflot di Mosca e si possono notare come hanno pesato sul risultato finale le 6 battute sbagliate da parte di Padova contro le solo 3 battute sbagliate di Monza. Qui un altro Truocchi adesso in battuta, un altro set point per Monza, riceve Rors, poi va ad attaccare e mette a terra il palleggiatore serbo di Padova, Todorovic, a giocare questo pallone. Si ricomincia subito con una pipe di Atanasov ben murata da Nacev. Frascio da posto 2 ricomincia da dove aveva lasciato, ossia nel primo parziale. Padova invece è salita parecchio anche per quanto riguarda gli attacchi. Adesso andiamo a seguire questa free ball per Monza, per Rors che però può solo appoggiare dall'altra parte, non bellissimo il palleggio di Zimmerman e qui del giovane opposto italiano. 3-2 per Padova, batte corto Nacev, mette in difficoltà Rors, ancora Frascio chiamato in causa, ancora punto questa volta Padova. Stefani dalla battuta, vediamo se da questa zona del campo riuscirà a trovare meglio la coordinazione, sicuramente meglio del set precedente. Riceve ancora Rors, ancora Frascio, stavolta difeso da Orioli. Todorovic per Stefani da posto 2, da posto 1 e questa volta la palla è a terra. Frascio lascia passare con le mani del muro, Diez poteva lasciarla andare, sarebbe finita out probabilmente questa palla. Comunque 18-12 per Monza, palla a Beretta, Held appoggia, buona la difesa di Frascio, Atanasov con la mano sinistra, Zoppellari deve correre, ancora chiamato in causa Held, a muro, difesa con il piede, ancora Team Held cercato, ancora muro di Monza, ancora Zoppellari, ancora Held, mani out questa volta da parte di Team Held, veramente sovraccaricato in questa azione da parte di Francesco Zoppellari. Frascio non tiene chiuse le mani, Zoppellari proprio in battuta, altro match point per Monza, riceve male questa volta Rors, free ball per Held che viene murato ma money out, quindi in attacco per Stefani, per coach Cutini. Altra ricezione sbagliata da parte di Monza, alta free ball per Padova, chiude Nacev, no, non ce la fa, in qualche modo viene rigiocata, alta free ball per Padova, altro attacco per Nacev, muro di Ciampi, Zoppellari allora si affida a Bergamasco, murato e chiude i conti, la vero volley Monza, e come giusto che sia l'ultimo punto di Monza.